Mi trovo in un lupoleto e in questo momento stanno raccogliendo i fiori di questa pianta. Sono a Grattacoppa di Ravenna e sono in compagnia di Michela Nati, che è presidente della cooperativa Lupoli Italiani, una cooperativa a prevalenza femminile che ha avuto quest'idea di avviare la filiera tutta italiana del lupolo. Michela, alle nostre spalle c'è la raccolta che viene eseguita meccanicamente, poi ci spiegherai nel dettaglio come funziona, però noi da te vorremmo sapere innanzitutto come nasce l'idea di fare questa cooperativa, soprattutto impostata in questo caso nel lupolo. La vostra cooperativa fa altre cose, ma il lupolo è assolutamente una novità. Assolutamente sì, perché noi siamo comunque 4 aziende agricole nella zona del Ravennate e la cooperativa nasce per essere un punto di riferimento della coltivazione del luppolo, della lavorazione del luppolo e quindi anche nella vendita. La cooperativa è in prevalenza femminile, perché comunque abbiamo 2 società agricole e 2 imprese individuali. Dico in prevalenza se conto veramente le persone, quindi ci sono 4 donne e 3 uomini. Certo che comunque anche gli uomini sono parte di questa struttura, ma è importante anche ovviamente. E anche c'è un forte coinvolgimento delle tue sorelle, no? In questa cooperativa, quindi voi avete questa caratteristica di essere una famiglia unita anche dal punto di vista, diciamo, produttivo e anche familiare, insomma. Assolutamente, perché la società agricola delle sorelle Nati nasce proprio da noi sorelle che già nel 2012 abbiamo creato la società, prima era un'impresa individuale che gestiva Daniela e nel 2012 abbiamo deciso di fare una società che ha in gestione circa 30 ettari di terreno, coltiviamo diverse cose, quindi sementi, cereali, abbiamo vigneto e nel 2018 insieme ad altre 4 aziende abbiamo pensato di mettere su il lupoleto. Vi siete documentate, no? Prima di avviare il lupoleto, perché da noi è una coltura semisconosciuta, quindi avete viaggiato, avete incontrato produttori di altre nazioni e avete acquistato anche macchine, no? Che erano già in uso per esempio nella Repubblica Ceca oppure in Germania. Certo. Abbiamo ricercato quelle che erano già delle esperienze che ci sono da generazioni in Germania, ad esempio, Germania e poi anche in Slovenia sono andati su, innanzitutto per capire come erano costruiti gli impianti, perché non è un impianto semplice, è un impianto che va calcolato per il peso poi che deve sostenere delle liane, che il primo anno in realtà ha soltanto una liana per ogni pianta, questo è già per noi il terzo anno, quindi ha il peso doppio. Questa è una pianta rampicante ed è perenne o annuale? Cioè tutti gli anni voi dovete rimpiantarla oppure è una pianta che una volta raccolta ricaccia e l'anno successivo torna a produrre? È una pianta perenne, è una pianta che dura, se siamo brave, se siamo bravi, 15-20 anni e dopo la raccolta rimane questo caccio di 60-70 centimetri. Verso novembre andiamo a ripulire tutto, rimane la baulatura centrale e nella primavera iniziano i primi getti. Primi getti che in realtà si potrebbero utilizzare anche in cucina, sono i bruscandoli, si trovano anche selvatici e noi in realtà li andiamo a ritagliare di nuovo perché in questo modo si crea un'uniformità di ricrescita, quindi se magari prima i getti erano un po' sparsi, nel marzo-aprile andiamo a ritagliare tutto e ripartono. Altezza simile per tutti quanti i germogli. Ci sono diverse varietà, Michela, quindi suppongo che ci siano varietà con anche una maturazione scalare, quindi che nell'arco dell'estate matura più o meno tardi e quindi questo vi consente di fare una raccolta anche con più tranquillità, dico io. Sì, lo scalare delle varietà, ma anche lo scalare che diamo noi nel tempo del taglio. Ad esempio in cooperativa abbiamo 4 varietà, però 3 delle 4 aziende hanno questa varietà che si chiama Cascade.
Per fare in modo di fare una raccolta scalare andiamo a fare il taglio in maniera periodica, quindi a distanza di una settimana, 10 giorni, da un'azienda all'altra andiamo a fare il taglio e di conseguenza il getto viene appunto a scalare. Dopo che è stato messo, che il getto viene fuori, andiamo a mettere il tirante, perché il luppolo è un rampicante, ma quando siamo a marzo, Ha bisogno di un sostegno, esatto, insomma, per arrampicarsi, esatto, no? Quindi... esatto. Quando siamo a marzo-aprile, che ci sono già i primi getti, andiamo a mettere il tirante, che è un filo di ferro cotto di circa 2,5 mm, 3 mm, che prima va legato nella parte alta, che si vedono già di quelli degli anni scorsi, e poi va messo sottoterra con una forca. Senti Michela, intanto il carro era pieno ed è andato a scaricare, poi seguiremo anche questa operazione, ci racconterai nel dettaglio. Tu prima parlavi di liane, quelle che insomma noi chiamiamo tralci, che possono somigliare a quelli della vite, tecnicamente nel lupoleto sono le liane. Sono liane e sono robustissime. Quando la macchina tira per la raccolta, danno una tensione a tutta la struttura importante, quindi la struttura deve essere misurata e calcolata proprio per sostenere questa potenza. Liane che poi verranno spezzettate in piccoli pezzetti, insomma. Quindi gli impianti devono essere assolutamente molto robusti, perché comunque sono soggetti a forte sollecitazione. Sollecitazione nella raccolta, ma anche sollecitazione di venti, perché ad esempio nell'agosto di quest'anno, ma anche un paio di anni fa, sono arrivati dei fortunali importanti, venti dai 70-80 km/h, che sbattono in queste barriere in agosto, che ci sono già. Fanno effetto vela. Esatto, e se non hai una struttura che tiene, e ci è successo in una varietà giù in fondo, alcune liane sono cadute, e sono caduti dei pezzi. Ho visto che vengono utilizzati materiali anche molto robusti, insomma lì vedo del ferro. Anche in termini di costo, che cosa significa fare un lupoleto a livello di impianto? Questo impianto è stato un mix tra lo studio di quello tedesco e quello americano. In realtà i tedeschi, la maggior parte, usano anche i pali di castagno. Gli americani usano i pali di ferro. Quindi noi abbiamo deciso di utilizzare il ferro per due ragioni. Ci dà un senso di robustezza e oltretutto il castagno, abbiamo detto, ma dopo poi magari marcisce quando è sotto. La seconda ragione era, caspita, se non va bene, noi buttiamo giù tutto e vendiamo il ferro. Michela, quindi all'incirca il costo di impianto qual è, insomma, in questo caso, nel vostro, diciamo, lupoleto? Siamo circa sui 40.000 euro. Senti, questo è un prodotto biologico? Allora, questo è un prodotto che il luppolo di base non ha delle registrazioni di fitofarmaci, quindi non si può utilizzare alcun prodotto per le varie malattie, per gli insetti e gli afidi. Di conseguenza noi andiamo ad utilizzare dei prodotti che utilizziamo già in bio e quest'anno ho richiesto la certificazione. Sto chiedendo anche il taglio del periodo, il periodo del biologico, che solitamente è 3 anni per la conversione. In questo caso qui, non avendo utilizzato appunto dei prodotti chimici, si può richiedere l'abbattimento del periodo. Senti, io sento un profumo molto intenso, che è poi la caratteristica del fiore, profumo che cambia, aroma che cambia a seconda delle varietà, suppongo, eh? Quindi quante varietà coltivate nel vostro lupoleto? Abbiamo messo a dimora 4 varietà americane che sono molto conosciute sia in Italia che nel mondo e le abbiamo prima sperimentate per capire se funzionavano nella nostra zona, e una varietà invece in sperimentale, quindi qualche migliaio di piante che ce li ha consigliati Vivaista, dal quale abbiamo acquistato appunto le piante di luppolo, che sta qui in Veneto. Costa molto una pianta di luppolo? Cioè un investimento
Quando tu parlavi di 40.000 euro era già ricompreso anche il costo della pianta? Ricompreso il costo della pianta, cambia un po' per varietà, ma siamo in media dai 3,50 € ai 4 euro. Senti, i parassiti o comunque le patologie più frequenti di questo lupolo ce ne sono? Eh sì, come immaginavamo, poi il lupolo è molto simile alla vite e quindi peronospora, oidio e abbiamo ragnetto rosso e piralide, i 4 diciamo più importanti che possono anche esserci proprio nella nostra zona. Quindi praticamente insomma è come trattare un vigneto grosso modo. Come trattare un vigneto in bio, esatto. Credo di capire, Michela, che i fiori iniziano più o meno a questa altezza, 1,5 m circa, e quindi da qua in su è tutto fiore. La parte bassa invece c'è qualche lavorazione, oltretutto anche nel terreno sono necessari particolari accorgimenti per il diserbo? Qui viene fatto un diserbo meccanico, quindi andiamo a fresare tutto intorno alle file e andiamo a mettere il terreno, quindi a baulare, coprendo le piante andiamo anche a coprire le infestanti. Di conseguenza rimane fuori soltanto la pianta del luppolo. In questo modo la crescita ovviamente è più vigorosa. Intanto una delle ultime lavorazioni prima di rientrare in azienda mi raccontavi che nella fase di accrescimento, no, c'è un'operazione che va fatta manuale, che serve per aiutare la pianta ad arrampicarsi. Sì, praticamente il germoglio quando è arrivato a 20-30 cm e abbiamo già messo giù il suo tirante, dobbiamo dare uno start e aiutarlo proprio ad arrampicarsi. Uno start che da noi è in senso orario e di conseguenza lui sente il filo di ferro e parte e va verso il cielo. Ecco, filo di ferro che diciamo che si decompone naturalmente nel terreno col tempo. Beh, adesso direi di andare veramente a vedere che cosa succede,